tanto si torna, emozioni, che cosa si prova? Ah, è strano, quando si torna dopo un paio di giorni, anche meno, sembra di non essere mai partito. Di non essere mai partito, invece è partito quando? Sono partito senza una palanca quasi 30 anni fa. Oh, presuppone che adesso torna con le palanche. Però non si può dire, è classified. Allora, si parte, si fa successo. Il successo però posso immaginare che sia stato inizialmente fatica. Ma successo, bisogna definire successo, cos'è successo? I soldi, la famiglia, avere una vita bilanciata. Ho avuto successo nel senso che ho fatto un mestiere bellissimo, ho collaborato con della gente bravissima che ha scritto la storia del software e sono riuscito a far parte di questi team. Per cui è stata una cosa bellissima. Sacrifici tantissimi. Quando nei miei 20 anni lavoravo 16 ore al giorno. E l'altro giorno lo raccontavo degli studenti per ispirarli a provarci e mi sono quasi commosso nel pensare che mi sono divertito come un matto. Ma riesci a riassumermi in 30 anni, in 30 secondi? Ci proviamo. Sono partito da Genova con un progetto di ricerca del CNR, l'ho trasformato con alcuni colleghi, Caro Innocenti, Alberto Massari e Mampeduzzi, in una startup. L'abbiamo poi venduta all'età americana, ho incontrato il braccialetto di Bill Gates, il braccialetto di Bill Gates mi ha portato sulla costa ovest, in Silicon Valley, dove ho lavorato per Oracle, VMware, ho fatto 4 exit nella mia vita. La mia startup, una l'abbiamo portata in borsa, una l'abbiamo venduta a McAfee e poi l'ultima a VMware che l'abbiamo venduta a Broadcom per 90 miliardi. Quindi insomma, poi anche un po' diversificare, però divertirsi anche soprattutto, non nelle proprie attività. Sì, in Silicon Valley c'è una grossa enfasi sul divertirsi, perché c'è questa idea che senza fallimento, senza rischio, senza divertimento non si crea innovazione. Allora si cerca sempre di creare un ambiente dove ci sia armonia, dove ci sia gente che si diverte e gente che si prende dei rischi. Tempi recentissimi è un tema che è tornato anche qui a Genova, no? Genova potrebbe essere la Silicon Valley italiana. D'accordo? Non d'accordo? Ha la libertà di esprimersi. Sì e no, cioè, bisogna definire cosa vuol dire la Silicon Valley. La Silicon Valley è irripetibile, cioè, hanno centinaia di miliardi pronti a investire, ci sono giovani cervelli che arrivano da tutto il mondo, per cui è un ecosistema difficilissimo da replicare. Quello che si può replicare sono alcune delle formule, per esempio scommettere tantissimo sui giovani. Io sto scrivendo un libro che si chiama Largo ai giovani, perché una delle lezioni più importanti che ho imparato nella mia carriera è quella di dare sempre spazio ai giovani. Perché quello di dare spazio ai giovani, valorizzare il personale, trattarlo bene, dargli una buona visione, dei buoni valori di azienda, queste sono cose che si possono trasferire anche qua e secondo me in un mondo sempre più con intelligenza artificiale, secondo me i giovani non hanno alternativa che provare a fare cose nuove, cose differenzianti. Il valore di essere ambasciatori di Genova nel mondo. Beh, innanzitutto un onore, no? Un onore che il sindaco di Genova e Giuseppe Franchelli che fa un lavoro fantastico a coordinare queste persone che sono andate all'estero hanno fatto qualcosa di importante, gli altri, non io. E secondo me crea una bellissima piattaforma perché le persone che vanno all'estero tendono ad avere questo concetto del give back, no? Del restituire alla comunità e avere una struttura come quella dell'ambasciatore di Genova che crea una piattaforma dove ognuno fa del suo, no? Io mi occupo di comunicazione, sono quelli che portano gli investimenti, sono quelli che ognuno porta diciamo, le sue capacità e in tutti aiutiamo la città a crescere e a diventare una città moderna. Oltre ad essere partito senza una palanca un po' di anni fa, che cosa si era portato dietro di Genova? Beh, la capacità di saper fare la focaccia. Infatti, voleva arrivare a questo, no? Ma ci voleva arrivare in modo morbido. No, perché gli italiani quando vanno all'estero c'è le solite cose che mancano, il bidet, la pasta scotta, queste cose qua. Per il genovese la focaccia, no? Però io me la sapevo fare, per cui me la sono sempre fatta e me la sono portata con me, una delle poche tradizioni che abbiamo tenuto là. Beh, è stato anche un modo per farsi conoscere sotto altri aspetti, no? Direi. Sì, anche quella è una delle cose che in America si valuta molto, no? Le persone che sanno dirigere, sanno fare il leader, ma sono anche capaci di fare le cose. E per me Viva la Focaccia è stata una piattaforma, una palestra incredibile per imparare come funziona nel 2009, come fare i video, come fare i social network, come comunicare in maniera compelling, come si dice in italiano. Per cui ho imparato tantissimo sul social e sul video production, che poi l'ho utilizzato sul lavoro. Lei ha cercato una parola in italiano adesso, quindi ovviamente il suo inglese non è in discussione, però l'accento genovese non l'ha perso. No, ci mancherebbe altro, non l'ho perso. No, il problema non è un vezzo, è che quando parlo di lavoro sono talmente abituato a parlare in inglese che a volte mancano un po' le parole in italiano.
Va bene, allora con grande emozione, no? Tra un po' inizierà Sì, no, questa è una cosa l'estate. bellissima, no? Ringrazio gli ambasciatori, Anna Maria, Saiano, ringrazio Genova Venture, Genova IS, che sono due associazioni fantastiche che aiutano i giovani a Genova a fare startup, a fare innovazione, che hanno creato questa piattaforma. Non vedo l'ora che arrivi la gente per condividere la mia storia. Partirà dalla focaccia o da che cosa? Parto dalla focaccia. Beh, Allora, immaginavo. la prima slide è il forno di famiglia dove è tutto partito, l'ultima slide è largo ai giovani. Allora, viva la focaccia, viva Genova. Viva la focaccia, viva Genova.